Ciao e ben ritrovati nel gruppo Marmitte Trek. Oggi vi facciamo vedere il sentiero dei 7 laghi a Logorai. Sentiero Kai 323, noi l'abbiamo fatto in senso antiorario, si inizia con un primo tratto di bosco e poi si va appunto un pezzo di strada asfaltata fino a prendere il percorso poi che ci porterà ai 7 laghi. Nel senso in cui l'abbiamo fatto noi, il percorso è molto semplice, cresce piano piano senza esagerare, quindi adatto a tutti. La traccia a terra del percorso è ben evidenziata, quindi non si ha problemi a distinguere il percorso che stiamo svolgendo. In quest'anno di siccità anche i laghi della montagna ne hanno risentito, come poi vedrete nelle immagini e nei video. Siamo partiti zaino in spalla con anche armati di tende. Se non troviamo appunto un bivacco, ci siamo armati in emergenza con appunto 2 tende, essendo in 4. In questo trekking siamo partiti ognuno con uno zaino circa da 45-50 litri, anche perché oltre alla tenda abbiamo anche da far da mangiare, quindi abbiamo il set da outdoor, gavetta con appunto i fornelli e appunto il pentolame. Magari faremo anche un video dedicato a cosa ci portiamo nello zaino e appunto tutte le varie situazioni di cosa può servire realmente nello zaino. Lungo il percorso abbiamo notato le costruzioni che stanno eseguendo in questo momento di 2 bivacchi, quindi ci saranno 2 bivacchi nuovi prossimamente, con una vista sul lago, quindi uno su una vallata e uno sul lago, molto molto bella. Si prosegue sempre nel sentiero 323 Kai, dove come si nota abbiamo 1969 di altitudine, quindi siamo proprio saliti di pochi centinaia di metri. Un buon caffè non ce lo può cavare nessuno in alta quota, ce lo portiamo sempre dietro il nostro mitico moccone e un buon caffè. Come tende ci siamo portate appunto 2 tende della Ferrino, una Force 2, quindi 2 posti, e una Skyline 3 invece, che è quella che rimane poi davanti, più grandina. Della Force 2 c'è appunto, abbiamo fatto la recensione, ve la lasciamo qui di seguito, così se la volete vedere vedete tutte le caratteristiche e come ci siamo trovati. Vi lasciamo a queste bellissime immagini dove abbiamo avuto modo di lasciare la tenda, piantare la tenda, un paesaggio unico, come si può vedere, il lago davanti, montagne, una bellezza estrema. Il percorso, per come l'abbiamo fatto noi, è completamente privo di alberi, è praticamente sempre solamente senza alberi. La parte finale diventa un po' boschivo, ma proprio un piccolo pezzo. Ecco, questo è l'unico tratto, diciamo, del percorso che può creare un po' di insidie, ma comunque è sempre ben protetto, comunque lo spazio c'è per essere in sicurezza. C'è un piccolo tratto dove c'è una piccola sporgenza che eventualmente si può anche ancorarsi con delle corde se uno ovviamente non se la sente di proseguire.
tira un po' di vento, in questo lato un pochino freschino, però fra un po' saremo baciati dal sole. Là. Ah. Punti di ancoraggio. Qui l'unica difficoltà, molto semplice comunque eventualmente vi potete anche legare. Questa è la piccola difficoltà che c'è in questo percorso. Eccolo il sole. Qui si va piano, un po' di sassolini. Se si hanno le bacchette meglio. Adesso io sto filmando, però con attenzione si fa. Ok, fatta. Ecco K che la va a carezzare, ma essendo giovane capisce che non si può fidare di lui e scappa. Neanche lei ti vuole, K, è un dato di fatto. Dai, gambe levate. Anche perché è un torrellino comunque. Questo ci segue, Gio. Adesso andiamo via, andiamo via. Madonna, questo... Andiamo via. Tranquillo, andiamo via. Cioè, ci vuole proprio mandare via. Puta? Sì, adesso andiamo via. Prende il bicchiere. Porca madonna. Ah beh, volevi passare di là. Bastava che facessi una delle tue scoregge. Grazie di essere rimasti fino in fondo al video. Se vi è piaciuto, pollicione, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo. Ciao da Marmite Trek.